Buon pomeriggio a tutti e a tutte e ben ritrovati a questo secondo appuntamento del nostro ciclo di seminari Pensare il secondo Novecento. Oggi abbiamo come nostro ospite il professor Bruno Settis, che ringrazio per la disponibilità, e la professoressa Chiara Massari adesso andrà a presentare il nostro ospite e anche il tema che affronteremo in questo incontro. E il seminario verrà registrato come di consueto e poi verrà reso disponibile nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, e potrebbero non esserci tutte le immagini che il professor Settis oggi presenterà, perché alcune sono coperte da copyright e quindi non potranno essere pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale. Quindi ringrazio tutte le studentesse e tutti gli studenti che sono collegati, anche tutti i docenti, e lascio la parola alla professoressa Massari per l'introduzione del nostro seminario. Grazie dottor Gaudio. Bruno Settis, che ringrazio anch'io per essere qui, è professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bologna, dove insegna storia dell'Italia contemporanea. Si occupa di storia dell'industria, delle relazioni industriali, di storia degli Stati Uniti, di storia del comunismo. Tra i suoi lavori ricordo il volume uscito per il Mulino nel 2016, Fordismi, storia politica della produzione di massa. Oggi il titolo della sua lezione è Lavoro e sindacato nell'Europa divisa. Grazie ancora e a lei la parola, professore. Bene, allora io Professore, le rubo solo la parola e chiedo scusa, per ricordare che verrà messo chiaramente il link per le firme di presenza e verrà messo anche il link per le eventuali domande che le persone vorranno porre poi al professore nel corso dell'incontro. Quindi ci sarà, come la scorsa volta, una prima parte dell'incontro in cui il professore terrà la sua relazione e poi una seconda parte in cui risponderà alle domande. Bene, grazie professore. Bene, no, grazie senz'altro a voi del vostro vostro invito, mi fa davvero piacere e cercherò di cogliere l'occasione per un tentativo di cavalcata, certo a un ritmo abbastanza sostenuto, lungo un ampio dopoguerra, come mi è stato proposto. Ovviamente questo significherà organizzare questa conversazione in parte in ordine cronologico, ma in parte andando per alcuni temi forti. Va da sé che sapendo di star parlando a un audience molto, non solo piuttosto ampia, ma anche molto varia, composta sia di docenti che di studenti e studentesse, vorrei che, insomma, spero che ci possano essere alla fine domande e interlocuzioni di ogni tipo, anche su cose su cui posso essere stato troppo rapido e poco chiaro. Insomma, per il percorso che ho in mente, ecco, quello che vorrei cercare di fare in questa circa ora e un quarto che abbiamo a disposizione per la parte più frontale della conversazione, quello che vorrei fare è individuare le specificità della storia del lavoro e della storia del cosiddetto movimento operaio e dei lavoratori. Poi vedremo cosa questo significa. Individuare insomma le specificità di questa storia per l'Italia, ma andando a vederle, a calarle in un contesto europeo e forse potenzialmente qualcosa di più che europeo, ma si tratta solo di un modo di comprendere meglio l'Italia, senza pensare di poter in quest'ora raccontare infinite storie diverse, ma si tratta di capire qual è la scala delle cose di cui stiamo parlando e quali sono i tratti che l'Italia ha in comune con le vicende di altri paesi, soprattutto, ma non esclusivamente, dell'Europa occidentale. Per questo a me pare opportuno cominciare da un passo indietro, ma andando molto rapidamente su questo, e cioè partire da quella che era la centralità del tema del lavoro e della produzione nella retorica, nel discorso pubblico e anche nell'organizzazione economica complessiva del regime fascista tra le due guerre. Richiederebbe di andare in una serie di dettagli, cosa che certamente non posso fare, ma è solo per dire che sin dalle sue origini, dalla sua formazione e dopo la presa del potere nell'ottobre del 1922, il fascismo dà una enorme centralità al
al lavoro, sostenendo che vi è quello dei produttori sia un mondo che deve avere il prestigio che gli spetta, e la gloria e anche i benefici che gli spettano all'interno della nazione. Ecco, il fascismo cerca di stabilire questa equivalenza tra lavoro e nazione, che però significa negare la classe. È un discorso antisocialista che esalta il lavoro, e anzi e finisce per essere in gran parte, per certi versi, per dirla un po' in modo un po' semplice, un discorso astratto, cioè che prende una concezione del lavoro solo nella misura in cui esso poi rientra nel bene superiore della nazione, ma non si cala nella concretezza, ovviamente, del lavoro. Anzi, sappiamo bene come il fascismo vada al potere contro i lavoratori, cioè si formi negli anni successivi al 1919-1920, anche grazie ad azioni armate contro i presidi di potere dei lavoratori, i presidi del Partito Socialista, eccetera, e poi, una volta arrivato al potere, uno dei suoi primi atti è fare degli accordi che limitino e proibiscano il diritto di sciopero, e poi dopodiché combattere non solo i partiti rivali, ma anche i sindacati, i rappresentanti del movimento operaio, e via dicendo. Quindi il mondo del lavoro, dei rappresentanti lavoratori, è in primo luogo tra gli obiettivi della repressione e della repressione da parte del governo fascista. Il fascismo continua ad avere i suoi sindacati, anzi il suo sindacato, un unico sindacato di Stato, che quindi non rappresenta direttamente i lavoratori, ma è strettamente legato al partito fascista, e finisce per avere funzioni più di burocrazia che non di rappresentanza. Ma tutto questo non toglie il fatto, insomma, tutto questo è il contorno, ciò che però spiega e contestualizza la centralità simbolica che il lavoro continua ad avere nella retorica del regime, e il cui documento massimo è la Carta del Lavoro del 1927, che dichiara, per esempio, che l'organizzazione sindacale o professionale è libera, ma l'unico sindacato che viene ammesso di fatto poi è quello sotto controllo dello Stato, e legato direttamente al fascismo. Quindi la retorica di libertà dell'organizzazione, la retorica secondo cui l'organizzazione sindacale o professionale è libera, come si legge qui nell'articolo 23, è immediatamente in realtà negata. Però in tutto ciò il regime fascista continua a dire in continuazione di star promuovendo il benessere del popolo, e anche del popolo lavoratore. Questo è sempre nella retorica del Duce, e a maggior ragione lo è, come vediamo qua nella seconda immagine, al momento della mobilitazione bellica, okay? Dove il lavoratore, l'operaio, è presentato come l'eroe della mobilitazione, ma responsabilizzato davanti ai compiti della produzione per il bene della nazione. Come si vede in questa seconda immagine, lavoratore, ricorda che anche tu sei soldato, che il tuo lavoro è la tua trincea. Dunque una centralità simbolica a cui corrisponde una certa misura di attenzione di tipo paternalistico verso i lavoratori in questo caso strettissimamente maschili, mentre non mancavano donne lavoratrici nel corso del regime fascista, ovviamente in settori diversi, ma delle donne era esaltato esclusivamente il loro ruolo di mogli e madri in funzione natalista, e comunque senza nessun tipo di libertà, e di solito senza che fosse mai sottoposta a discussione ciò che succedeva all'interno delle fabbriche. L'interno delle fabbriche era per lo più, quindi la concretezza dell'organizzazione del lavoro, erano per lo più oggetto di completo arbitrio da parte degli organizzatori, insomma, del management delle diverse imprese e delle diverse fabbriche. Quindi alla centralità del lavoro nella retorica mussoliniana non corrisponde un'attenzione a cosa il lavoro effettivamente è, o a che cosa i lavoratori vorrebbero fare, o come vorrebbero
organizzarsi. Questa centralità simbolica del lavoro e la completa funzionalizzazione del mondo del lavoro e dei lavoratori al bene della nazione, quindi un bene supremo in gran parte astratto e retorico, è qualcosa che troviamo anche negli altri regimi autoritari della stessa epoca. Faccio solo 2 esempi banali. Il partito nazista, lo sappiamo tutti, è il partito dei nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, ha Arbeiter anche nel nome e ha il suo sindacato. Da questa immagine vediamo come sia un sindacato che però nega la differenza che c'è tra lavoratori manuali e altri tipi di lavoratori e management, eccetera. Sono tutti sindacati che postulano l'unità della nazione, per cui quindi i socialisti e gli altri, e il sindacalismo classico, sono nemici perché hanno frazionato, hanno rotto questa unità nazionale che deve essere il bene inseguito in tutti i modi. Un altro esempio di più breve durata ma significativo può essere quello della Francia di Vichy. Dopo l'invasione tedesca della Francia, quando la Francia si divide in 2 e viene creato quello che è in breve un governo fantoccio sotto il comando del generale Pétain, questo è una vera e propria rifondazione dello Stato francese su coordinate di una certa sintonia con i regimi fascisti e nazisti, e una delle cose più significative è che viene abbandonato il motto il motto classico della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, sostituito con un'altra triade che vediamo in queste immagini: travail, patrie, famille. Una triade evidentemente nazionalista, ma in cui Travail ha questa posizione cruciale. E questo, di nuovo, nel momento in cui si nega completamente la libertà sindacale, i sindacalisti vengono repressi, inseguiti e via dicendo. Quindi una centralità simbolica del lavoro anche qua, che è quasi proporzionale al modo in cui i regimi autoritari travolgono, assorbono, controllano il mondo dei lavoratori e le organizzazioni che esso si era dato negli anni precedenti. Il fascismo quindi cresce con questa centralità simbolica del lavoro, in un mondo, in un'Italia con sindacati non liberi, con lo sciopero vietato, con quasi negata l'esistenza delle lavoratrici a favore del ruolo della madre, ma al tempo stesso questo nodo di questo consenso presso la classe lavoratrice finirà per essere uno dei bracci della tenaglia che provoca poi la caduta del regime fascista nel marzo 1943. L'altro braccio ovviamente sono le sconfitte militari, che non possono essere separate da questo quadro, ma che ora non possiamo che lasciare da parte. Il punto è, quello su cui vorrei richiamare l'attenzione, che proprio nel momento di massima attenzione per la mobilitazione del lavoro industriale e anche per la produzione di derrate alimentari, reso necessario per la mobilitazione bellica, lì invece qualcosa si spezza, perché i meccanismi sia di consenso che di controllo usati dal regime fascista rispetto a lavoratori e lavoratrici non funzionano più, perché il regime si sta sfaldando e sta perdendo completamente il controllo. Questo non è un processo solo spontaneo, ma va insieme ad un'opera di attenta organizzazione politica da parte degli antifascisti, che trova nella guerra il momento di fare un salto di qualità e organizzare il crescente dissenso anche dei lavoratori verso il regime, e in primo luogo lo fa attraverso gli scioperi. Ecco, gli scioperi del marzo 1943, in una fase già di crisi dal punto di vista militare dell'impresa fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. No, quegli scioperi sono uno dei segni del declino profondo del controllo che ha il fascismo sul paese. Scioperi soprattutto a Torino e alla Fiat, ma anche in altri luoghi, che si prolungano nei mesi successivi. Le fabbriche non sono più non saranno per gli anni successivi, non sono più solo un luogo di controllo, ma sono anche un luogo di sedizione contro il fascismo, sono un luogo di ribellione e di organizzazione politica antifascista. Il ritorno prepotente dello sciopero e insieme il ritorno del sindacato.
il sindacato libero, intendo dire, non il sindacato fascista dei sindacalisti puramente sottomessi alle direttive del partito e alla piena funzionalizzazione del mondo del lavoro alle esigenze del regime, ma ritornano sulla scena alcuni dei leader del sindacalismo originario che era stato a suo tempo represso e vietato esplicitamente dal fascismo. Il protagonista della fase di preparazione della rinascita del sindacato è Bruno Buozzi, che era stato già il segretario della Federazione Italiana degli Operai Metallurgici dopo la prima guerra mondiale, e lui tra 1943 e 1944 lavora alla ricostruzione del sindacato. Verrà però catturato e ucciso, e non potrà quindi vedere quella che è la sua creazione del 1944, su cui ora vale la pena spendere qualche parola, che è il Patto di Roma. Il 3 giugno, che viene siglato il 3 giugno del 1944, in realtà spostando di poco la data per poter dire che è stato che vi abbia partecipato Buozzi, che diventa quindi il nome tutelare di questa unità, e in questo caso rinasce il sindacato, che è ancora un unico sindacato, e viene fondato da un attore esterno, ovvero dai partiti. I partiti politici sono rinati nel 1943, alcuni sono tornati a galla, altri sono stati rifondati, tutti i partiti che erano stati dopo la proibizione che ne era stata fatta da parte del fascismo, vi è i partiti Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista e altri sono i protagonisti che si affacciano sulla scena dal 1943 in poi e si candidano a guidare l'Italia dove il fascismo già non c'è più e l'Italia dopo il fascismo. È per iniziativa dei leader politici che si crea il sindacato. Si riprendono dei sindacalisti della stagione prefascista e con l'accordo l'accordo dei partiti e di queste diverse anime sindacali produce appunto il patto di Roma. Il patto di Roma all'insegna dell'unità sindacale. La costituzione per iniziativa comune di un solo organismo confederale per tutto il territorio nazionale, denominato Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL. E in questo abbiamo appunto quelle che attorno a questo si mettono, su spinta dei partiti politici, si mettono d'accordo le tre anime storiche del sindacalismo italiano. Un'anima, quella del cosiddetto sindacalismo bianco cattolico, il sindacato socialista e quello che ha nel frattempo acquisito sempre più una sua fisionomia, una sua tradizione specifica, il sindacato comunista, rappresentato in questo caso da Giuseppe Di Vittorio, che è un membro e leader del Partito Comunista, che ha passato anni anche in clandestinità, in esilio in Francia e in Unione Sovietica e via dicendo. Quindi queste sono figure, questa prima generazione sindacale, che hanno alle spalle una militanza in cui è difficile distinguere il sindacale dal politico e che in questo momento, nel giugno del 1944, si mettono d'accordo per unire le forze in un unico sindacato piuttosto che disperderle e cominciare a competere tra sindacati diversi. Questo, sia detto per inciso, non viene fatto solo perché l'ora è drammatica, la guerra è in corso, l'Italia è per metà occupata dai nazisti e per l'altra metà dagli alleati e quindi bisogna attuare misure d'emergenza. Né viene fatto soltanto perché in questo stesso momento i Partito Democratico Cristiano, Socialista e Comunista sono alleati in questa specifica fase politica e si trovano al governo insieme. No, vi è l'idea che sia possibile ricreare un'unità sindacale virtuosa, non sancita dallo Stato e dall'alto, ma che sia espressione dell'unità del popolo lavoratore stesso. Quindi unità sindacale non è, nei termini in cui la troviamo qui nel testo del Patto di Roma, non è un'idea di emergenza, ma è un'idea positiva, che si basa su un progetto di unificazione, di unità di intenti e di interessi del popolo lavoratore.
e di ciò che il popolo lavoratore può chiedere non solo ai datori di lavoro, ma anche allo Stato, in termini di diritti e di politica economica. Vedremo meglio un po' dopo cosa questo significa. Io per ora sto cercando di porre alcuni termini generali. Vale la pena fare paragone con un altro paese, e in questo senso provo a spostarmi un po' su altre vicende qua e là, perché mi sembra che permettono di comprendere meglio ciò che succede in Italia. Nei paesi alleati, in Inghilterra e negli Stati Uniti soprattutto, cosa succede lì del popolo lavoratore e dei sindacati? Anche nelle democrazie, anche nei paesi alleati, vi è senz'altro un bisogno di persuadere i lavoratori, soprattutto lavoratori industriali, ma non solo, perché anche nelle campagne bisogna produrre a più non posso e a ritmi serrati. Ecco, bisogna convincerli a partecipare allo sforzo bellico. Anzi, a maggior ragione, dato che dato che allo sforzo bellico molti lavoratori partecipano anche come soldati, e quindi le fabbriche si svuotano, il cosiddetto mercato del lavoro finisce per drenarsi, ok? E quindi i pochi che rimangono hanno più potere, potrebbero essere più tentati di scioperare per ottenere più diritti, più guadagni, eccetera. Invece bisogna convincerli a non scioperare, perché sennò la mobilitazione bellica viene inceppata, eccetera. Quindi anche gli alleati, anche le democrazie, dove vi sono i sindacati liberi, sono davanti al problema di come integrare nello sforzo il sindacato. Il primo modo è di integrarvi i sindacalisti stessi, come dicevo. E qua faccio solo un esempio su tutti, concentrandomi sull'Inghilterra, ovvero Ernest Bevin, che è il leader sindacale caratterizzante di tutto il periodo tra le due guerre, anzi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il segretario generale della grande confederazione sindacale inglese, la TUC, il Transport and General Workers Union, lo è dal 22 al 45, e in questo stesso tempo lui viene incluso come ministro del lavoro nel governo di Churchill. Quindi nel gabinetto di guerra il grande leader del sindacato diventa ministro del lavoro. Successivamente sarà anche ministro degli esteri, ma questo ormai dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi i leader, un po' come era successo in alcuni paesi, compresa l'Inghilterra, ma non l'Italia, un po' come era successo durante la Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda i grandi leader sindacali vengono messi, salgono i gradini del governo e hanno questi ruoli cruciali, e ovviamente anche tutta una serie di altri ruoli direttivi politici cruciali in questo, nell'organizzazione bellica. Ovviamente però elevare a dignità di ministro un paio di personalità per quanto carismatiche non basterebbe a questo ampio progetto di integrazione dei lavoratori. Serve anche proporgli qualcosa di positivo che valga per tutti. Ed è anche in questa chiave, anche se non vorrei essere riduttivo, è anche in questa chiave che durante la Seconda Guerra Mondiale il governo di Winston Churchill commissiona a un economista liberale, William Beveridge, di fare un programma di diritti sociali, di assistenza che possa funzionare per il dopoguerra, e questo il prodotto di questa ricerca sarà nel novembre 42, come vedete, il famoso rapporto Beveridge, del quale non possiamo entrare nei dettagli, se non per dire che è un salto di qualità nel modo in cui lo Stato si pone rispetto ai bisogni di tutta la società. Tutta la società, ripeto, ma dei lavoratori in primo luogo, perché significa garantire al tempo stesso la soddisfazione dei benefici di base, ma anche cercare di dare la piena occupazione. Non è uno Stato che semplicemente dà senza preoccuparsi di quali sono invece le sue entrate, ma si cerca al contempo di offrire in termini di benefici sociali e assistenza e di dare lavoro.
Lo si vede bene nella vignetta che vi riporto qui, in cui l'omino Beveridge brandisce la sua spada contro una serie di nemici, in cui il primo è want, in questo senso il bisogno, l'indigenza, a cui questi diritti devono porre rimedio, ma vi è anche la idleness, l'ozio, che non è solo la pigrizia del singolo, ma è la disoccupazione di massa. Ok? Quindi queste cose vanno insieme. Nuove forme di assistenza, programmi di pensioni, programmi di maternità, non possiamo ovviamente entrare nei dettagli, ma un programma onnicomprensivo su queste cose, e insieme un progetto che riguarda la piena occupazione, che è il soggetto infatti di un altro libro di Beveridge, che esce nello stesso momento. Perché parlo dell'Inghilterra? Perché sono saltato dall'Italia fascista all'Italia antifascista e ora all'Inghilterra? Questo mi sembrava un passo necessario, banalmente per sottolineare come anche nei paesi alleati il lavoro e il sindacato, ho detto, devono far parte della mobilitazione, ma vi è della mobilitazione bellica, ma deve essere fatto in modo, ma insomma i governi alleati si pongono il problema di dimostrare di non essere da meno rispetto ai lavoratori che non i regimi autoritari che stanno combattendo. Bisogna dimostrare che le rodomontate fasciste sulla carta del lavoro o simili sono vane. Bisogna sapergli offrire qualcosa di più, qualcosa di meglio, qualcosa di più concreto. E queste sono le misure, per esempio, sono queste misure di welfare di cui sto parlando, e insieme la rappresentanza diretta del mondo del lavoro attraverso i leader sindacali nel governo. Insomma, le democrazie durante la guerra e poi le democrazie post-belliche devono dimostrare, tra virgolette, di non essere da meno anche sul piano simbolico rispetto a quello che dicevano i regimi autoritari. Ecco, in questo senso il sindacato antifascista nasce in completa opposizione rispetto al passato fascista, ma anche col bisogno di competere su quel terreno, su un terreno positivo, non semplicemente di distruzione di quello che era stato il fascismo. Le democrazie dunque si trovano a competere sul terreno del consenso del lavoro, del consenso dei lavoratori e delle lavoratrici, non solo in termini di benefici, che quelli che il fascismo continuava a promettere, poi magari non li dava davvero, però erano parte della sua retorica, aggiungendo a questa dimensione dei benefici, okay, quella della libertà dell'organizzazione, della libertà di associazione, di sindacato, e quella che possiamo chiamare dei diritti. A questo si aggiungerà, ma lo anticipo adesso per tornarci dopo, una sfera la cui specificità, la cui storia complessa diventerà palese solo con gli anni a venire, ovvero, diciamo, sui consumi. E anche nella sfera dei consumi si attua un qualche tipo di competizione su cui le democrazie, i paesi, le democrazie capitaliste del dopoguerra devono saper dimostrare di, tra virgolette, portare a casa la pagnotta, e anzi allargare sempre di più la torta per tutti. Sembra volgare il modo in cui lo metto, sembra un pochino semplicistico, ma se uno va a vedere per esempio il modo in cui ponevano questi discorsi i sindacalisti degli Stati Uniti, sono esattamente questi, e anche con queste immagini molto, molto semplici. Il leader del sindacato dell'auto negli Stati Uniti, Walter Reuther, dice: noi non vogliamo soltanto una fetta più larga della torta, vogliamo allargare tutta la torta nazionale. Vogliamo aumentare la produttività per avere un maggiore beneficio per tutti, in termini però anche di consumo. La questione del consumo diventa sempre più nitida. Ovviamente stenta ad apparire in questa prima fase la questione di un consumo abbondanti, perché in paesi come l'Italia la situazione è tale che la situazione del dopoguerra, la crisi, il dramma della rovina dalla guerra è tale che si pensa più alla soddisfazione dei bisogni primari che non
all'ampiezza dei consumi. Per questo dico che è una cosa che possiamo vedere nel lungo periodo, più che nell'immediato. Se non, cioè, oltre ad essere un terreno di, in questo senso, competizione, vedremo meglio dopo cosa significa, questa è anche un terreno di compromesso nel senso forse più ampio del termine. Sappiamo in questo senso che il lavoro è uno dei nodi del compromesso che si svolge all'Assemblea Costituente tra le diverse culture politiche, quello che si poi incardina nell'articolo della Costituzione secondo cui la Repubblica secondo cui l'Italia è una Repubblica incentrata sul lavoro. In questo ricordiamo che in quella fase era ancora possibile, lo sarà fino alla fine degli anni 60, che si avessero al tempo stesso ruoli di primo piano nel sindacato e ruoli di primo piano in politica, essere eletti in Parlamento e in questo caso all'Assemblea Costituente. Quindi i sindacalisti partecipano direttamente alla stesura della Costituzione. Parteciperanno direttamente alla vita politica e parlamentare del Paese. Solo dalla fine degli anni 60 sarà stabilita la cosiddetta incompatibilità, cioè non si potranno fare le due cose insieme. Ecco, quello che ho detto sinora penso che sia abbastanza per dimostrare quella che possiamo chiamare sbrigativamente, ma credo appropriatamente, una vera centralità del lavoro e del lavoratore nel discorso pubblico e nel discorso politico della nascente Repubblica Italiana. Il modo in cui ciascuna cultura politica, ciascun pezzo di società declina questa centralità del lavoro è ovviamente molto diversa. Le sinistre, i partiti socialisti e i comunisti, hanno una maggiore insistenza sul fatto che i lavoratori manuali delle fabbriche, delle campagne, costituiscono una classe che in questo senso ha le sue specificità ed è opposta a un'altra classe che è quella dei capitalisti. Per una cultura come quella cattolica il tema del lavoro ha una sua rappresentanza specifica, ma non in termini così netti di classe, ma all'interno di un quadro, di una visione più ampia di società e di possibile collaborazione. Ecco, queste sono culture e proposte diverse, ma che possono trovare una loro sintesi che trovano appunto una loro sintesi nel compromesso costituente e in una serie è molto evidente, ecco, in una serie di articoli come quello che vi ho già nominato e che sappiamo. La centralità del lavoro dunque è un terreno di compromesso e al tempo stesso un terreno di competizione anche all'interno dell'Italia. Il protagonista di questa stagione, se uno possiamo individuarne, è quello che diventa, dopo data la scomparsa di Buozzi, che lo sarebbe forse stato, se no come leader naturale, insomma diventa lui il capo della CGIL. Giuseppe Di Vittorio, come vi dicevo, leader e militante comunista, lui viene dalle campagne pugliesi, è stato a Mosca in Francia, come dicevo, e sarà sarà il leader della CGIL fino alla sua morte nel 1957, rimanendo sempre al contempo alto dirigente del partito comunista. Sappiamo anche però che siamo alla soglia della guerra fredda, ed è anche qui che su questo terreno che si gioca l'aspetto di competizione e il modo in cui contemporaneamente all'incastro del compromesso costituente si evolve anche sul terreno del lavoro una stretta competizione tra diverse culture politiche e tra diversi partiti. Il primo tema di divisione all'interno della sede CGIL vi sono molti temi di divisione, culturali, simbolici, politici, eccetera, ma quello su cui si arriva alla spaccatura è il piano Marshall, ovvero se accettare o meno il piano di aiuti, sostegni che arriva dagli Stati Uniti a diversi paesi europei e che è in tutta Europa riceve l'opposizione dei comunisti. Per quanto riguarda l'Italia, significa anche che gran parte della direzione della CGIL decide di opporsi all'uso del piano Marshall in Italia. Su questo si apre un dissidio
interno a cui l'ondata di scioperi del 1948 dà la stura finale, e per questo l'anima cattolica della CGIL decide di staccarsi, e nel giro di pochi anni dalla CGIL partono ben 2 scissioni, quella che danno origine alle 2 grandi confederazioni sindacali attuali, ovvero la CISL e la UIL. La CISL, contenente soprattutto sindacalisti che hanno origine nelle cooperative e nelle leghe bianche, ovvero nel sindacalismo cattolico, e la UIL invece sindacalisti provenienti dall'area azionista e repubblicana. Quindi quell'unità sindacale nata nell'emergenza del 1944, ma contenente in sé un progetto di unità del popolo lavoratore e delle sue rivendicazioni, si spezza intorno al 1948-49 per ragioni miste, in cui si combinano quelle di ordine interno, le tensioni e differenze tra le culture politiche e sindacali di cui stiamo parlando, e quelle di ordine esterno, internazionale. Okay? La divisione sul piano Marshall è una scissione profondissima. Noi sappiamo che sulla nascita della CISL e della UIL, lo sappiamo dagli archivi, non dalla diceria, sulla nascita della CISL e della UIL vi è uno specifico investimento, anche in termini economici, da parte degli americani e degli inglesi, anche dei sindacati americani e inglesi, che promuovono la nascita di un sindacato che gli sia più somigliante e che sia non comunista, anzi che sia fortemente anticomunista. Insomma, l'arrivo della guerra fredda plasma e divide anche il mondo sindacale italiano. È abbastanza ovvio che, almeno per la prima decina d'anni, da questo momento in poi, le diverse sigle sindacali si guardano piuttosto in cagnesco tra di loro, ecco, si odiano abbastanza. Non è una vicenda solo italiana, ovviamente. Anche in Francia abbiamo un grande sindacato, non soltanto uno, ma il più grande è la CGT, Confédération Générale du Travail, e in seguito agli scioperi del 48 rappresentati peraltro in questa foto, anche lì vi è una scissione che ha grosso modo la stessa funzione, ovvero quella di creare un sindacato più vicino al piano Marshall, Force Ouvrière, che vediamo in questa foto. Oppure saltiamo a un altro contesto, la Germania. In Germania, anche lì, come vi ho detto, vi era un sindacato non libero, ma strettamente legato al regime autoritario nazista, e anche lì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si ricostruisce un sindacato che sia adatto al nuovo ordine democratico. Però la Germania rimane divisa. Nel 1949 il sindacato nasce non a caso nel periodo in cui diventa chiaro che la Germania rimarrà divisa tra un'area di influenza occidentale e un'area di influenza direttamente sovietica. E così di grandi confederazioni sindacali non ne nasce una, ma 2, entrambe nel 1949. La DGB in Germania Ovest, che esiste ancora, e la Federazione Libera del Sindacato Tedesco in Germania Est, anch'essa, come dicevo, nel 1949. Insomma, la guerra fredda non è qualcosa che si staglia in un mondo lontano, qualcosa che si combatte soltanto in Corea o magari soltanto attorno al muro di Berlino, ma è qualcosa che finisce per plasmare e e causare divisioni interne anche nel mondo del lavoro e dell'organizzazione sindacale. Questo si manifesta in modo ancora più chiaro a livello di quelle che sono le federazioni sindacali. Tutti quelli di cui abbiamo parlato, o quasi, sono sindacati ovviamente di base nazionale, questo non valeva neanche la pena esplicitarlo, ma con delle affiliazioni, con delle appartenenze a delle famiglie politiche più generali, quelle che sono le federazioni, quella che è, scusate, la grande federazione sindacale mondiale. Accusando però che essa viene egemonizzata dai comunisti, da essa si crea una scissione, sempre nel 1949, e nasce la Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi, alla quale aderiscono la CISL, Force Ouvrière, la UIL e via dicendo. Quindi la
le divisioni non sono solo a livello nazionale, ma anche a livello di federazioni. Il nominato di Vittorio è un protagonista della vita della Federazione Sindacale Mondiale. Nella prima foto in cui l'abbiamo visto, del resto, parla proprio sotto un logo della Federazione Sindacale Mondiale, come stavo dicendo. Questo sarebbero le coordinate politiche, della storia politica del movimento operaio e sindacale di cui vi volevo parlare. Però ci sono anche dei passi in più da fare, che sono non solo dei passi in avanti nel tempo, ma soprattutto dei passi concettuali, delle differenze. Quello di cui abbiamo parlato sinora è soprattutto una storia del lavoro come soggetto delle attenzioni della politica e delle politiche, che siano quelle di inclusione gerarchica e dittatoriale del regime fascista, o che siano quelle di coinvolgimento democratico nella mobilitazione bellica, come è stato il caso dell'Inghilterra, che abbiamo visto rapidamente. Oppure abbiamo parlato della storia dei sindacati, delle organizzazioni e dei dirigenti, dei lavoratori. Ma la storia del lavoro non si esaurisce in questo, non si esaurisce nella storia dei sindacati. Del resto, e qui, come dire, prendo quasi a distanza da quello che ho detto sinora, però mi sembra che sia utile per cercare di vedere che alcuni dei lemmi che abbiamo usato, delle parole di cui abbiamo discusso, sono più complessi di come sembrerebbe a prima vista. Ecco, quella centralità del lavoro di cui si è detto sinora, è importante precisare che non è tout court centralità del lavoro industriale, del lavoro di fabbrica. Non si parla solo di tute blu, di sindacati di tute blu che rappresentano l'operaio classico nella sua immagine. Ecco, in gran parte il discorso pubblico del fascismo si rivolgeva a questo ideale operaio in tuta blu, il forte operaio Fiat, ma l'abbiamo visto in quelle rappresentazioni. Ma è proprio paradossale che questo succedesse in fasi in cui ancora l'Italia era un paese fondamentalmente rurale, con un'industria relativamente piccola e concentrata in poche aree del paese, ovviamente soprattutto nel triangolo tra Torino, Genova e Milano. Quindi questa centralità del lavoro, questa centralità simbolica del lavoro, in parte va spacchettata. Il lavoro è tanto centrale quanto complesso e da vedere nelle sue sfaccettature. In questo senso il sindacato non si trova a gestire un lavoro immobile, un popolo di lavoratori che sono più o meno identificabili con quelli delle tute blu o con i braccianti, rispondono a un paio di tipologie abbastanza statiche. Ma quello che sempre i problemi con cui il sindacato si confronta sono sempre problemi di evoluzione dinamica dei suoi stessi iscritti, della sua stessa organizzazione e della società in senso più ampio. Ecco, quello che dirò nella circa mezz'ora che mi rimane non è in termini di non mi metterò a fare una storia a passare dalla storia del lavoro alla storia economica, ok? Che richiederebbe un'altra prospettiva, ma certamente vi sono alcune trasformazioni epocali di cui dobbiamo parlare e che vanno messe a fuoco. Banalmente, gli anni del dopoguerra sono quelli in cui diventa via via chiara, non da subito, ma nel corso degli anni 50, soprattutto degli anni 60, diventa chiara la grandezza della trasformazione che l'Italia sta attraversando. La trasformazione, in primo luogo, da un paese prettamente agricolo a un paese prettamente industriale. Okay? E in questo senso l'Italia, per la sua posizione economica e la sua posizione, diciamo, nella divisione internazionale del lavoro, anche nel periodo interbellico, vive in modo particolarmente esasperato, particolarmente conflittuale e denso di contraddizioni, quella che è in realtà un processo comune a tutto l'Occidente. Okay? Se dobbiamo identificare un processo sociale, economico, che è centrale nel XX secolo, è proprio quello della evoluzione da società prettamente agricola a società prettamente industriali e poi la loro trasformazione
in società che alcuni chiamano post-industriali. Non voglio farlo come discorso puramente simbolico. La concretezza di cui sto parlando è il passaggio da società in cui la maggior parte dei lavoratori, quantitativamente intendo dire, la maggior parte dei lavoratori è attiva nel settore primario, a un primato del settore secondario, ovvero del settore industriale. E questo finisce per essere la bussola sulla base della quale agiscono molti e agisce anche il sindacato, un arrivo dell'industria, una sempre maggiore diffusione della fabbrica e quindi il ruolo l'aumento dei lavoratori occupati nel settore secondario. Quello che invece si sviluppa non dopo, ma all'interno di questo stesso processo di cui vi ho parlato e che finisce per essere spiazzante anche per il sindacato, è invece il fatto che entro la fine del secolo il primato degli occupati di nuovo passa dal settore secondario al settore terziario, al settore dei servizi. Quindi il XX secolo vede l'ascesa del settore secondario come quello che ha il maggior numero di occupati al suo declino, per molti paesi europei e in particolare per l'Italia di cui sto parlando. Ancora all'origine, però, ancora nei primi anni del dopoguerra, il sindacato della CGIL con più iscritti è la Confederterra, cioè il sindacato dei braccianti, okay? Il sindacato dei lavoratori contadini. Vi faccio solo due parole su questo per dire come funziona una confederazione sindacale, cosa che la maggior parte di voi sapranno già, ma vorrei solo cercare di metterla in termini storici. Le confederazioni, come la CGIL, la CISL, la UIL, includono al loro interno diverse federazioni sindacali che poi ciascuna delle quali si organizza a sua volta in diversi modi. La scissione della CISL e della UIL dalla CGIL significa che vi è anche una scissione dalla FIOM e dagli altri sindacati di settore. Ecco, ciascuna di queste federazioni sindacali è attiva in un settore economico produttivo e possono, è attiva in un settore economico produttivo molto ampio. L'agricoltura, oppure la FIOM nel settore meccanico, oppure vi è il sindacato del tessile, o il sindacato della chimica, e via dicendo, sempre parlando del settore primario e secondario. Le scissioni delle confederazioni comportano anche scissioni nelle singole federazioni di settore, ovviamente. In questa fase l'Italia eredita dal fascismo la contrattazione centralizzata nazionale, ovvero il fatto che tutte le trattative si svolgano esclusivamente a livello centralizzato, per cui possono essere fatti scioperi anche a Torino o a Napoli, ma la loro influenza è quella sugli accordi che poi i sindacati devono prendere al centro, con il loro principale interlocutore. Anzi, i loro principali interlocutori, i cui interlocutori sono, in primo luogo, il governo, ma anche i sindacati dei datori di lavoro, le associazioni dei datori di lavoro, che a loro volta prendono accordi per tutti i loro iscritti. Anch'essi hanno una loro storia, vengono fondate, vengono assorbite dal fascismo, si creano una loro nuova identità post-fascista. È una storia complessa di cui qua non si può parlare, ma vi è un mondo di associazionismo imprenditoriale di cui sarebbe interessante parlare. Si tratta in primo luogo della Confindustria e di altre analoghe associazioni degli imprenditori e dei datori di lavoro che possono essere messe sullo stesso piano. E che quindi interloquiscono a livello centrale. Uno dei dissidi principali, una delle proposte principali che porta la CISL per differenziarsi da CGIL è quello di incentivare la contrattazione articolata, ovvero un maggiore frazionamento della contrattazione e avere non solo delle norme, dei contratti stabiliti a livello centrale, ma che possono aderire
insomma aderire più specificatamente a cosa succede nei diversi contesti locali, nelle diverse imprese e via dicendo. Su questo vi sono diversità di prospettive e in cui, per farla breve, ciascuno ha le sue ragioni. Una delle ragioni è che ciascuno pensa di poter avere più potere e più successo come organizzazione, agendo a ciascun livello. La CGIL pensa che la sua forza stia nella vastità della sua rete. La CISL invece, la cui rete è comunque vasta, pensa però di poter ottenere maggiori risultati in singole aziende, eccetera, e potendo avere a che fare con ciascun imprenditore o datore di lavoro di volta in volta. Ecco, sono strategie diverse che per tutta la prima metà degli anni 50 si guardano in cagnesco e si oppongono esattamente così come avevano fatto i sindacati. Entrambi però, CGIL e CISL e anche UIL, hanno in comune l'idea di voler espandere il numero degli iscritti, okay? E hanno in comune ovviamente anche il fatto che gli accordi che poi firmano non sempre valgono solo per i loro iscritti, ma possono valere anche per altri che lavorano negli stessi settori. Okay? Quindi la contrattazione avviene per settore e a livello nazionale. Qualcosa che in parte si combina con ovviamente finisce per intrecciarsi con i profondi divari territoriali del paese, dove l'industria è concentrata al nord e comincia a crescere al sud in questo periodo, ma soprattutto sulla base dell'iniziativa dell'industria pubblica, quindi dell'intervento pubblico e delle cosiddette partecipazioni statali, ma ecco, permangono, come sappiamo, una serie di divari territoriali che rimangono una delle contraddizioni fondanti del percorso di crescita economica italiana. Ma ecco, se tutte le organizzazioni sindacali hanno in comune l'idea di ampliare il proprio numero di iscritti e cercare di rappresentare il maggior numero di persone in quei settori, nei settori in cui sono presenti, ok? Questo non deve farci dimenticare come vi sia tutta un'area di lavoratori e lavoratrici che non aderiscono al sindacato. Non solo non aderiscono perché lo conoscono ma si rifiutano di aderire, lo conoscono ma non hanno voglia o altro, o rimangono un po' ai margini, ma proprio perché la struttura del sindacato non è adatta ad arrivare a quel tipo di lavoratori e lavoratrici. Penso soprattutto, come vedete da questa immagine, da questa foto molto, molto bella del grande fotografo Uliano Lucas, all'amplissima area del lavoro a domicilio. Ecco, l'industria italiana degli anni 50 non è solo grande fabbrica Fiat, grandi ciminiere milanesi, ma è anche un pulviscolo di piccole imprese e infine un pulviscolo ancora più di frammenti ancora minori di lavoro a domicilio. E in questo caso si tratta soprattutto di lavoratrici donne, per cui, come questa foto illustra meravigliosamente, lo spazio domestico e il lavoro di cura e lo spazio del lavoro produttivo a salario sono assolutamente mischiati, e non solo lo spazio, ma ovviamente anche il tempo. Questa immagine del resto ci dice qualcosa di questa della contraddizione cruciale di cui stiamo parlando. Centralità del lavoro nel discorso pubblico, una centralità del lavoro che significa non solo il lavoro delle tute blu degli operai di fabbrica, ma anche più ampiamente la consapevolezza della trasformazione che l'Italia stava attraversando verso l'identità verso la fisionomia di un paese industriale, l'aumento dei lavoratori dell'industria, da una parte, ok, dall'altra questa stessa nodo della centralità del lavoro finisce un po' per eludere la complessità del mondo
almeno alcune parti della complessità del mondo del lavoro di quello stesso periodo. Okay? E il lavoro a domicilio è uno dei casi in cui si può andare a studiare questo aspetto. La CGIL e i partiti di sinistra in Parlamento promuovono delle norme che regolino il lavoro a domicilio, ne discutono, fanno dei convegni, questo soprattutto intorno alla metà degli anni 60, ma rimane un mondo difficilissimo da cogliere, difficilissimo da rappresentare, difficilissimo da organizzare, per ovvi motivi spaziali e di relazioni. Quindi non è che non si pongano il problema, ma che magari se lo pongono tardi, non trovano una soluzione a portata di mano, e soprattutto che pensano che in qualche modo la soluzione sia nel tragitto un'evoluzione in qualche modo scontata verso l'industria. Ecco, come se queste forme del lavoro a domicilio, o più in generale del lavoro precario, fossero destinate a venire sconfitte dal percorso di industrializzazione. Per cercare di abbracciare problemi complicatissimi in poche battute, qui si tratta di andare a vedere, sono due le cose che qui mi piacerebbe enucleare. La prima è ciò che questo ci dice sulla natura del miracolo economico, ok? La seconda è ciò che ci dice sulla natura del lavoro precario e del lavoro stabile. Partirò da questa seconda, in breve. Possiamo tendere a pensare, e questo un po' è ciò a cui ci invitano di solito spesso i giornali, ma talvolta anche libri di storia, vi è forse la tendenza a pensare che viviamo in un'epoca in cui si disgrega una forma di lavoro stabile che ha caratterizzato il lungo Novecento, o addirittura o anche soltanto gli anni di maggiore crescita economica del dopoguerra. Okay? Alcuni parlano di lavoro, di tipico lavoro fordista, insomma lavoro a tempo pieno, lavoro industriale con tutte le garanzie, eccetera, eccetera. Ad andare a vedere più precisamente la vicenda del mondo del lavoro, e cercando di vedere come esso si componga di diversi mondi, tra di loro che in parte che si incastrano o convivono, ma che non sono unitari, vediamo invece come quello del lavoro stabile sia una creazione relativamente tarda e soprattutto essa stessa sempre dinamica. Non è un destino a cui il diritto del lavoro sarebbe arrivato prima o poi e che poi viene semplicemente sconfitto. Lo si può vedere certamente in termini di conquista positiva, per quello che porta in termini di diritti ai lavoratori e di stabilità di vita, ma ciò non toglie che sia un qualcosa a cui si arriva molto tardi e che riguarda una parte della popolazione lavoratrice, mentre nello stesso periodo non smettono mai di esserci lavori precari e lavori e altre forme di lavoro che non corrispondono a quella, per così dire, classica, archetipica del lavoro in fabbrica. In questo senso l'industria, il lavoro a domicilio non è né un retaggio del passato che sopravvive ancora nell'età della grande industria, né un episodio marginale. È una cosa che è un aspetto del lavoro che è consustanziale, in qualche modo complementare a quello della grande fabbrica. Ovviamente con differenze da regione a regione, ok? Nel caso dell'Emilia-Romagna, per dire uno, è dove quello dell'Emilia-Romagna è un caso dove possiamo vedere benissimo una continuità tra le diverse forme e le diverse scale dell'impresa, ok? E in qualche modo questo vale anche per alcune regioni del Veneto, ma certamente in modo diverso vale anche per il triangolo industriale. Non sono neanche l'area di Torino, di Milano, di Genova sono prive di questa pluralità di forme di lavoro. Quindi questo è in primo luogo uno spunto per sottolineare che vi è comunque uno scarto tra storia del sindacato, storia del movimento operaio sindacale, storia delle organizzazioni da una parte
e storia del lavoro dall'altra, che significa cercare anche ciò che non viene rappresentato, ciò che non viene organizzato, ciò che rimane fuori da questo. È una grande sfida per gli storici, che in qualche modo riflette quella che era una sfida politico-organizzativa dell'epoca e forse anche del presente. Quello che ne possiamo dire storicamente è che il cosiddetto miracolo economico, il boom, è fatto anche di questo. Non è fatto solo della grande crescita dell'industria del nord o delle partecipazioni statali al sud, che seguono il modello della grande industria e creano soprattutto grandi stabilimenti e puntano anche a questo, ma è fatto anche di una pluralità di diverse scale di soggetti, soprattutto in un'industria che è quella trainante, come quella del tessile, ok? E che è un'industria orientata per tutti questi anni orientata alle esportazioni, e per essere competitiva nelle esportazioni ha bisogno di pagare salari relativamente bassi, appunto per competizione, e di poter avere un pieno controllo sui lavoratori. Quindi il miracolo e sulle lavoratrici in questo caso, soprattutto in questo caso. Ecco, quindi il miracolo economico, sia che lo si voglia prendere in un senso ampio della crescita economica del dopoguerra, che dura magari fino agli anni 70, ma soprattutto se lo si prende nel senso stretto di qualcosa che si dimostra, diventa appariscente a metà degli anni 50 e dura fino all'inizio degli anni 60, ok? In questi casi il miracolo ha come sostrato, come inevitabile sostrato, questa pluralità di forme di lavoro e anche diverse forme di controllo che vengono esercitate su di essi, e che in molti casi permettono di pagare salari molto bassi che consentono di andare alle esportazioni. È un meccanismo fondamentale per il boom economico e per la capacità esportatrice dell'Italia, soprattutto, ma non solo nel tessile. Insomma, questo meccanismo si spezza all'inizio degli anni 60. In questo mi allontano, avviandomi alla conclusione, mi allontano dall'ordine più o meno cronologico che ho cercato di seguire finora, per andare a individuare 5 temi che invece mi portano a fare delle più ampie cavalcate, diciamo, insomma, a dare degli sguardi tematici di carattere diverso. 5 possibili sguardi sulla storia del lavoro e del sindacato insieme, tra di loro intrecciati, intendo dire, ma mi sembra meglio seguirli da questo punto di vista. In primo luogo potremmo darci una cronologia di base con uno schema dei cicli di conflittualità all'interno della storia del lavoro. La storia italiana, la storia del lavoro in generale, la storia della società italiana è caratterizzata soprattutto da una prima fase in cui dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale vi è una importante presa di parola e anche presa di controllo nelle imprese da parte dei sindacati, da parte delle rappresentanze lavoratrici di tipo diverso, ma diciamo soprattutto della CGIL, su cui però si scatena una forte lotta per riportare nei luoghi di lavoro al ristabilimento delle gerarchie tradizionali. Questa è una cosa che è stata ormai ampiamente studiata, si può vedere anche negli archivi delle aziende e non solo in quelle dei sindacati. Così per l'inizio degli anni 50 si restaura quella che un grande sindacalista e storico del sindacato, Vittorio Foa, ha chiamato la piena restaurazione della potestà padronale dell'impresa, cioè la capacità completa di gestione del
delle relazioni di lavoro all'interno dell'impresa da parte del management, senza dover contrattare più di tanto coi lavoratori e senza avere quasi nessuna legge o norma dello Stato che lo costringesse a fare questo o quello, ecco, seguendo solo un quantitativo relativamente minimo di leggi. Questo passa ovviamente per uno scontro anche frontale con le organizzazioni dei lavoratori, in particolare con quelle della CGIL, che infatti parla di guerra fredda nelle fabbriche. Questo è uno dei termini cruciali che vengono usati in questa fase, quello appunto di guerra fredda nelle fabbriche e di repressione. Si potrebbe avere in questo caso la storia classica della Fiat, dove la repressione è particolarmente dura e soprattutto particolarmente brutale. Uno dei mezzi usati alla Fiat per emarginare i sindacalisti FIOM e CGIL è quello di spostarli in un luogo, in un'officina specifica particolarmente dannosa per la salute, l'officina sussidiaria ricambi, che viene poi a un certo punto verrà chiusa perché attorno ad essa si desterà scandalo. Quello che possiamo riassumere è che questo ciclo di repressione si stabilizza intorno a metà degli anni 50, portando una data simbolo di solito è presa quella del 55, aprendo quindi un periodo di qualche anno di quasi pace sindacale, non perché non vi siano motivi di protesta, ma perché vi è stata una fondamentale sconfitta e in seguito alla quale il movimento operaio non prende parola più di tanto. Non è capace di portare il conflitto nelle fabbriche, è in crisi di iscritti, soprattutto la CGIL, e via dicendo. Questo è un tipo di cosa da cui inizialmente la UIL e soprattutto la CISL ritengono di poterne trarre più vantaggi che non svantaggi, ma via via cambiano idea. Il caso paradigmatico è per l'appunto quello della CISL a Torino, nelle fabbriche Fiat, dove inizialmente ritiene di poter solo beneficiare del declino della CGIL, aumenta i propri iscritti, aumenta i propri voti, ma a un certo punto si accorge che comunque le sue richieste alla Fiat, all'azienda, non vengono per niente esaudite, e allora nel giro di qualche anno anche la CISL deve cambiare idea, deve cambiare strategia, ed è in primo luogo un sindacalista torinese, il nome Carlo Donat-Cattin, che imprime questo cambiamento di strategia della CISL a Torino. Ma in modi diversi si potrebbe seguire una storia del genere in altre fabbriche. Sta di fatto che questo periodo di relativa quiete, che sia una pace o che sia una pacificazione imposta con la repressione, è un discorso complesso, ma questo periodo di relativa quiete comincia a saltare per aria all'inizio degli anni 60. Nel 62 a Torino vi sono i cosiddetti fatti di Piazza Statuto, che è un importante scontro in cui insomma, è un ritorno di fiamma della conflittualità, ma soprattutto è soprattutto questo è solo l'inizio. Gli anni 60 vedono un aumento di una conflittualità sempre più diffusa, ovviamente non nello stesso modo in tutto il paese, ma a chiazze, prima nelle grandi fabbriche, poi in altri luoghi, ma anche nelle campagne, e questo vede l'esplosione finale alla fine del decennio. Okay? In parte a rimorchio del 68 studentesco, ma soprattutto in occasione del rinnovo di alcuni contratti nazionali nel 69, parte un ciclo di proteste operaie. Questo ciclo di proteste ha come interlocutore non un governo generico, ma un rinnovo un rinnovato slancio riformatore da parte dell'alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, per cui si trovano in particolare ad avere come interlocutore un ministro del lavoro, prima socialista, Giacomo Brodolini, poi dopo la sua morte, quel Donat-Cattin che vi nominavo poco fa, e a cercare con essi a portare direttamente ad essi le loro interlocuzioni, ed essi lanciano delle proposte di riforma significative, la principale dei quali è quella dello statuto dei lavoratori.
Il secondo tema di cui volevo parlare, infatti, il secondo asse concettuale dei 5 che passo rapidamente in rassegna, è infatti quello dei diritti in fabbrica. Ecco, la repressione di cui parlavo finora non è soltanto qualcosa che riguardi una lotta di prestigio e potere tra i sindacati, tra CISL, CGIL e UIL, ma anche qualcosa che riguarda la concretezza della vita dei lavoratori, i cui diritti vengono costantemente violati, in primo luogo per quanto riguarda la loro libertà di associazione e di organizzazione sindacale, ma più in generale manca una sistemazione legislativa di quelli che sono i diritti del lavoratore sul luogo di lavoro. La CGIL chiede sin dall'inizio degli anni 50, sin dal 1952, che venga fatta una legge a questo riguardo, e usa la parola d'ordine di portare la Costituzione nelle fabbriche. La vediamo anche ripetuta su questi manifesti in questo corteo. La parola d'ordine viene lanciata da Di Vittorio, il quale non potrà vederne la realizzazione, serviranno altri quasi 20 anni, ma finalmente tra il 69 e il 70 vi è questa prima sistemazione. Arriva alla fine non alla fine, ma insomma culmina un percorso legislativo fatto di varie altre leggi che avevano normato i licenziamenti, avevano normato altri aspetti dei contratti e del lavoro, ma di questi parliamo del 69 e del 70 come quello che dà una sistemazione complessiva che riguarda i diritti sia del singolo lavoratore che delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza. Ovviamente non voglio separare le due cose, si tratta anche del diritto del lavoratore a organizzarsi in fabbrica. Okay? Sappiamo anche che lo Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, quando è votata nel Parlamento, a maggio del 70 passa entrambi i voti parlamentari, è ancora valida, ma è stata successivamente in gran parte riformata o smontata pezzo per pezzo. Proprio questa legge, anche che sicuramente possiamo concepire come in termini di conquista di diritti, e su alcune cose addirittura, a mio parere, si potrebbe argomentare anche particolarmente lungimirante. Penso ad esempio all'articolo sull'uso di dispositivi di controllo elettronici, che oggi potrebbe avere un significato ancora più potente di quello che aveva nel 70, quando è stato fatto. Ma infatti questo articolo è stato riformato negli ultimi anni, è stato molto, molto indebolito. Ecco, questa legge è al tempo stesso significativa sia della potenza politica che aveva il sindacato, la sua capacità di incidere, di orientare il lavoro del governo e delle leggi, sia però anche dei limiti rispetto al mondo del lavoro più in generale. Okay? La cosa più nota è che lo Statuto dei lavoratori si applica alle aziende dai 15 addetti in su. Quindi non riguarda tutto quel pulviscolo di piccole aziende, piccolissime, lavoro a domicilio e via dicendo, che però rimangono una parte essenziale del frastagliato panorama lavorativo italiano. Quindi vi è il panorama rimane frastagliato e complessivamente frastagliato, e questo, pur essendo uno dei momenti più alti di conquista di diritti dei lavoratori, non conforta in alcun modo l'idea coltivata da alcuni sindacalisti, alcuni politici anche a sinistra, che in qualche modo la fabbrica sarebbe stata il destino e l'orizzonte del lavoro, dei diritti e della produzione per tutti i lavoratori. Quindi la questione dei diritti in fabbrica è un altro possibile filo da seguire in questa storia, non solo come vicenda delle organizzazioni, ma anche come ampliamento della concezione stessa di quelli che sono i diritti dei lavoratori. Si ampliano le cose di cui si può parlare, di cui si può contrattare, di cui si può discutere, di cui ci si può porre il problema.
ci si pone sempre di più domande su come funziona l'organizzazione del lavoro, la tecnologia, ma soprattutto mi concentrerei su questo esempio qua. È da questo dibattito sui diritti dei lavoratori che si sviluppa il tema della salute in fabbrica e dell'ambiente di lavoro, che è un tema diverso, non può essere appiattito su quello delle libertà dei lavoratori come era all'inizio degli anni 50, dove ancora non si parlava in questi termini qua, ma alla fine degli anni 60, soprattutto negli anni 70, ci si pone sempre di più in questo modo. Questa è una immagine un po' semplicistica, chiaramente, ma viene da una delle pubblicazioni di uno dei principali protagonisti di questa stagione che discute del diritto, del diritto dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori a esercitare controllo sull'ambiente di lavoro per limitare i danni alla salute. Okay? Si chiama Ivar Oddone, stavo dimenticando, è un medico ex partigiano a cui è ispirato tra l'altro il protagonista del Sentiero sui nidi di ragno di Italo Calvino, quindi è una figura di eccezionale interesse. Potremmo raccontare questa vicenda nei termini di un personaggio eccezionale, ma quello che forse è più importante per noi adesso è vederla come una vicenda collettiva. Cioè, alla fine degli anni 60, di scioperi, i movimenti del 69 e del 69 successivi, portano un ampliamento degli interrogativi collettivi dei sindacati, dei lavoratori nelle fabbriche, delle condizioni entro cui svolgono il loro lavoro, di quanto il lavoro è nocivo. In primo luogo, dove si usano prodotti chimici i cui danni si vedono in tempi più rapidi e più disastrosi, ma ci si pone anche il dubbio di quanto il lavoro sia usurante, di quanto sia faticoso, eccetera. E quindi al tempo stesso significa porsi anche la questione di come dicevo, di come il lavoro si organizza. Okay? Tutti questi non sono tempi in cui la tecnologia rimane immobile. Qualche volta anche libri di storia, ahimè, tendono a descrivere le trasformazioni tecnologiche con l'arrivo dell'elettronica come se fossero un grande shock che va a impattare su un sviluppo industriale che era stato abbastanza piatto oppure uniforme. Oppure come se tra anni 50 e 60 in Italia non facciano che diffondersi delle cose che gli Stati Uniti avevano già dagli anni 30, la catena di montaggio fordista e via dicendo. Non è assolutamente così, si tratta di un'evoluzione tecnologica, un progresso tecnologico estremamente complesso e sfaccettato, il quale a sua volta si fa influenzare dalle relazioni di lavoro. La cosiddetta catena di montaggio mobile è solo uno degli elementi di questi mondi produttivi e si usa soprattutto nell'industria meccanica, ma cominciano a diffondersi in modo diverso tecnologie che chiamiamo automatiche, che non significa la robotica contemporanea o l'industria 4.0, ma significa tipi di macchinari che hanno bisogno di minore o quasi nullo controllo umano. Ok? Questo però può significare anche può significare andare a eliminare alcune operazioni e non altre. Allora anche su questo si può le rappresentanze dei lavoratori, i lavoratori possono discutono su quali macchine usare, su come usarle e su come sono i tempi e su come possono essere i salari. Se i tempi devono essere così serrati da garantire un'altissima produttività, ma da poi far impazzire e stancare fino all'inverosimile chi li esegue e via dicendo. Quindi rispetto agli anni 50, dove questi temi, l'organizzazione concreta del lavoro, i tempi eccetera, erano fuori discussione, nel senso che non se ne poteva discutere, erano decisioni prese dall'alto a cui si poteva solo obbedire. Ecco, rispetto a questo, gli anni 60 vedono ampliarsi la sfera di ciò che è sottoposto a discussione in fabbrica e poi a negoziazione e insomma a dibattito più ampiamente. Ovviamente questo, sia detto per inciso, cambia anche cioè è qualcosa che è diverso anche tra le diverse percezioni dei rappresentanti delle sinistre e del sindacato. Ok? Vi sono alcuni per cui la cosa che conta è solo aumentare i salari e invece
ecco, dove un importante dirigente del Partito Comunista, Giorgio Amendola, appartenente alla cosiddetta ala destra del Partito Comunista, che soleva dire che quello che importa agli operai sono soltanto i soldoni, usava questa espressione molto concreta. Invece, la fine degli anni 60 si incaricherà di smentirlo, mostrando un crescente interesse verso non solo il salario, ma anche la concretezza di come viene organizzato il lavoro, insomma, una volontà di incidere su queste decisioni. Questo per quanto riguarda ciò che succede dentro l'ambiente di lavoro. Ma se ci guardiamo al di fuori, vi è una crescente interazione con la richiesta di diritti nella società, di diritti sociali, non solo a garanzia di certi diritti all'interno del luogo di lavoro, ma anche fuori. Ed è così che il sindacato si trova a interloquire sempre di più con la politica economica. Aveva cominciato a farlo la politica economica dei governi, intendo dire, cosa che Confindustria aveva ovviamente sempre fatto. Il sindacato era rimasto relativamente ai margini di questa discussione lungo tutto gli anni 50. Negli anni 60 aveva trovato un maggiore ruolo nella misura in cui era stato proposto dal ministro del bilancio Ugo La Malfa, era stato proposto di fare la cosiddetta politica dei redditi, quindi un congelamento dei salari all'interno di certe manovre economiche, e allora il sindacato si era rifiutato e si era innescata una discussione, ed era qualcosa che poteva avvenire solo coinvolgendo il sindacato direttamente nella politica economica. Al di là dell'episodio specifico del 62-63, quello che conta è che il sindacato sempre più prende parola sui temi della politica economica e sui temi più ampiamente dei diritti sociali, per quanto riguarda. E quindi il sindacato si trova a combattere, a lottare, a entrare in piazza su temi che sono non solo le pensioni dei lavoratori, ma per esempio la riforma sanitaria. Okay, la riforma sanitaria con la creazione del Servizio Sanitario Nazionale è qualcosa che viene appoggiato complessivamente dal mondo sindacale, e questo non va dato affatto per scontato, perché significa per molti lavoratori delle fabbriche arretrare rispetto a quelli che erano i benefici che loro avevano come dipendenti delle singole grandi aziende. Il lavoratore Fiat o Pirelli, come dipendente di quelle aziende, aveva delle garanzie di quei sistemi di welfare aziendale che erano dei ristretti privilegi per i lavoratori di quelle aziende. Il Servizio Sanitario Nazionale assorbe gran parte di quelle funzioni e quindi le ridisegna per tutti. Ci vuole un lavoraccio per convincere molti lavoratori che da questo ci guadagna tutta la società, e un pochino ci guadagnano anche loro, che non vanno in perdita se disperdono quelli che avevano come privilegi. E su questo ci affacciamo agli anni 70 e vengo di conseguenza alla conclusione, perché abbiamo su questo molto, se mi permettete di semplificare molto, abbiamo una delle piccole grandi contraddizioni della storia italiana, piccola perché ovvia, ovvero che il decennio 70, che si apre all'insegna dell'autunno caldo del 1969, di cui vi ho parlato, quindi che ha come principale figlio lo Statuto dei lavoratori, eccetera. Questo decennio 70 è un decennio di grandi riforme sociali, in cui le organizzazioni sindacali sono protagoniste e hanno una presa di parola effettiva. Qualcosa che le porta del resto a ritenersi sempre più vicini alla politica economica e di conseguenza a poter anche discutere, insomma, sempre più da pari a pari con i governi. E appunto vi è una continuità del decennio 70 come decennio di riforme che non possiamo trascurare. Questo succede però in parallelo con una crisi complessiva economica globale per tutto il mondo occidentale, che viene innescata da eventi cruciali, come possono essere l'abbandono della parità aurea del dollaro da parte l'abbandono del sistema di Bretton Woods da parte del presidente Nixon nel 1971 e poi lo shock petrolifero del 73, cose che fanno saltare le coordinate internazionali del ciclo di crescita del dopoguerra.
Gli anni 70 sono al tempo stesso un decennio di crisi economica complessiva e di crescita di diritti. In questa di diritti e di riforme, intendo dire, sociali. In questa contraddizione si svolge la tragedia della storia politica italiana, con tutte delle specificità e vicende in cui di sicuro qua non possiamo entrare, se non per rilevare una cosa, ovvero che il sindacato si trova ad avere il suo ruolo aumentato, ma proprio per questo a sentirsi caricato di responsabilità sempre maggiori, anche rispetto alla tenuta economica del paese più in generale. Ed è per questo che, soprattutto nella seconda metà del decennio, la CGIL aderirà all'ipotesi di contenimento dei salari, ritenendole necessarie per tenere insieme le politiche economiche per far fronte a questa crisi. Però ecco, un elemento, la crisi, non può far dimenticare l'altro, le riforme, né viceversa. Gli anni 70, dal punto di vista sociale, devono tenere insieme queste due cose. Ed è con questo che, e davvero adesso finalmente concludo, il decennio si conclude e si arriva a quella che oggi retrospettivamente possiamo considerare come una grande crisi del sistema di diritti che era cresciuto fino ad allora, e una grande inversione di tendenza in cui forse siamo per certi versi ancora immersi. Però vedere questo percorso storicamente ci porta, secondo me, a vedere che alcune di quelle che sono reazioni alla crisi degli anni 70, e quindi l'incentivo a nuove forme di lavoro, la tendenza alla destrutturazione di diritti, il ritorno alla repressione in fabbrica e via dicendo, non sono delle innovazioni recenti e basta, ma fanno parte di una storia più lunga, una storia di lungo periodo, in parte possiamo dire che è profondamente radicata nella struttura economica italiana, ed è in questo che continua, cioè in questa dimensione lungo periodo, che mi sembra che continui ad aver senso interrogare e riscrivere in continuazione queste due storie di cui vi ho parlato. La storia del sindacato, dei sindacati, delle confederazioni sindacali e delle singole federazioni, dei settori, nel modo in cui loro attraversano, concepiscono e provano a governare dal loro punto di vista le grandi trasformazioni economiche italiane, e dall'altra parte le trasformazioni del mondo del lavoro, anche ciò che non trova diretta espressione o rappresentanza, o che non riesce ad organizzarsi all'interno del mondo sindacale. Vi sarebbe tutta un'altra storia da fare per quanto riguarda i crescenti tentativi di sindacalizzazione, per esempio, di organizzazione sindacale del mondo del terziario, del mondo dei servizi. In parte alcuni degli sforzi più interessanti sono proprio figli direttamente del 68, se pensiamo ai sindacati degli insegnanti, che come tale hanno una loro forma, si danno una loro specificità alla metà degli anni 70, quindi nello stesso periodo. Ed è in questa fase che potremo andare a vedere una serie di specificità degli anni, specificità dell'organizzazione sindacale italiana anche rispetto agli altri paesi. Molto banalmente, ma forse non è superfluo ricordarlo, l'esistenza di un sindacato specifico dei pensionati è un'eccezione italiana, credo assoluta, o comunque non c'è negli altri grandi paesi europei. E queste sono cose anche che derivano dal modo in cui il sindacato cerca di organizzare la sua presa sul mondo del lavoro più vario, e anche il suo rapporto con le riforme, con i diritti, e di conseguenza anche con i diritti conquistati. Spero di aver lasciato forse più curiosità che non essere stato esaustivo, ma anche forse di aver dimostrato che è una storia che vale sempre la pena riandare a vedere, perché ci si torna con domande nuove a seconda del periodo dal quale la si guarda noi oggi, e quindi anche dal quale si studia, dal quale la si insegna. Vi ringrazio dell'attenzione e attendo le vostre domande o obiezioni. Grazie, professor Settis. Sì, in effetti non abbiamo pietà, abbiamo già qui un elenco di domande che le sottopongo. In realtà è stato un intervento estremamente stimolante, anche a me ne sono venute in mente una serie di questioni,
naturalmente trascurerò le mie per passare a quelle che sono state poste da studenti e docenti. Dunque, la prima domanda è: può dare qualche accenno? Il professore se n'è andato, ma Sì, scusate, ho solo acceso la luce. Dovevo solo accendere la luce, ma non scompare. Sì. Può dare qualche accenno al piano del lavoro varato da Di Vittorio? Prima domanda. Vuole che gliene faccia un paio o... Sì, mi dica, poi provo a... La seconda, anche questa molto breve, le altre sono un po' più lunghe, quindi le faccio le prime due. Che cosa significava fare sindacato per Di Vittorio? Allora, le due domande su Di Vittorio. Di Vittorio, come si sarà intuito, è una figura di cui è impossibile non parlare. Ho cercato di impostare questa conversazione il più possibile come storia delle organizzazioni e come storia delle collettività e il meno possibile come storia dei dirigenti. Ma, come avete visto, ve ne sono alcuni di cui è impossibile, assolutamente impossibile non parlare. Di Vittorio è una di queste per via del ruolo oggettivo che ha avuto, ma anche della sua personalità, del suo incrocio tra storia sindacale e storia politica, e per esempio nel suo ruolo nel Partito Comunista, per essere uno dei pochi che si poteva porre allo stesso livello e anche scornarsi con il segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti. In questo senso è ancora una figura ampiamente da studiare, ma sarebbe la cosa che mi sembra più interessante è vedere come la sua concezione del sindacato fosse al tempo stesso, avesse una sua specificità sindacale, ma un suo rapporto con la politica in senso più ampio. Il percorso stesso di Vittorio ci ha ricordato che lui veniva dalle campagne, dalla Puglia, e non apparteneva quindi a quella matrice torinese dell'Ordine Nuovo, dei collaboratori di Gramsci, che che avevano magari una concezione della centralità della grande fabbrica. Non è così per lui, assolutamente. È molto consapevole della varietà del mondo del lavoro italiano, e la sua concezione del sindacato riflette in questo, però anche la sua matrice politica, da una parte. Cioè, lui ha una solidissima concezione del sindacato come organizzazione, l'aspetto organizzativo del sindacato, che è quello che permette ai sindacalisti di essere anche protagonisti dell'antifascismo in primo luogo, ma poi di prendere così tanta parola nel dopoguerra. Ecco, è questa centralità dell'organizzazione. Non si tratta solo di riunire, ma si tratta anche di organizzare. Ed è per questo, e questo in qualche modo si riflette direttamente nella concezione della centralizzazione che ha per quanto riguarda i rapporti di lavoro, riferendomi a quello che dicevo prima, no? Una contrapposizione, detta in termini molto generali, tra la concezione della contrattazione centralizzata che ha la CGIL e quella della contrattazione articolata proposta dalla CISL, che messa così è un po' troppo semplice, ma insomma non vorrei entrare troppo nel dettaglio. Su questo c'è, come ho detto, un po' una polarizzazione, e Di Vittorio tende a concepirla in quel modo lì, più centralizzato, perché concepisce un sindacato che è articolato, ma secondo un disegno organizzativo piuttosto preciso. Ed è all'interno di questa... all'interno di questo poi possono stare tutta una serie di storie della eroica militanza sindacale, il sindacalista come colui non solo che va in luoghi dove i diritti del sindacato sono garantiti, ma a maggior ragione o sono garantiti, o comunque il sindacato è presente, come alla Fiat in qualche modo ci sarà, anche sotto la repressione qualcuno ci sarà sempre. Non si tratta solo di andare in quei luoghi lì, ma si tratta anche di andare a far scoprire, a inventarsi il sindacato in quelle zone, come le campagne del sud, dove esso era marginalizzato. Non tanto quella dove veniva lui, che è la zona più sindacalizzata del meridione, storicamente, ma in molti altri posti. Quindi c'è questa concezione anche eroica della militanza sindacale, che non è solo del singolo Di Vittorio, voglio dire, ma che ha negli anni di Di Vittorio la sua stagione aurea. Nella concezione di Di Vittorio abbiamo già ovviamente questa idea del sindacato che discute di politica economica,
che non è solo un interlocutore dei datori di lavoro, ma è attivo anche nella promozione della politica economica. Però in quella fase possiamo dire che è un interlocutore più simbolico che non concreto, perché stiamo parlando, come si diceva, del periodo di inizio della guerra fredda e con tutto ciò tutte le conseguenze che questo ha sui conflitti sociali. Il piano del lavoro è un testo proposto da CGIL nel 1950 e scritto da o con la collaborazione di alcuni illustri economisti, che si inserisce su un solco che è stato chiamato keynesiano, cioè sull'idea di un piano con tutto, cioè, insomma, c'è molto a dire su questo termine, ma sarà per un'altra volta, piani di investimenti e di occupazione, ok, da parte del pubblico. La prima tutto ciò c'è forse una cosa da esplicitare, cioè la prima preoccupazione del sindacato è quella di aumentare l'occupazione in un paese con una disoccupazione vasta e strutturale come quella italiana, ok? Quindi il piano del lavoro è il testo in cui si propone un piano, se non un piano di lavori pubblici e di investimenti che tenda alla piena occupazione, e che in questo sia in qualche modo in sintonia con i progetti di riforma che stavano avanzando le sinistre comuniste e socialiste in quella stessa fase, le cosiddette riforme di struttura soprattutto. Poi si è molto studiato su quelle che erano le differenze anche significative tra le riforme di struttura proposte da Togliatti e il piano del lavoro, ma direi che l'ispirazione è in parte comune, quella di appunto di piani di occupazione e di investimento di vasta scala. Il piano del lavoro non ha ovviamente alcun seguito a livello di scelte governative in questa fase. Però rimane come una delle pietre miliari della riflessione della CGIL sulla politica economica e sulla possibilità del sindacato di interloquire con essa. Grazie. Grazie. Ho altre 3 domande. Va bene, partiamo con questa. Quanto la visione maschile del lavoro ha fatto sì che il lavoro domiciliare venisse considerato come lavoro secondario o subalterno a quello in fabbrica, o comunque da far evolvere verso il lavoro strutturato in orari esatti? Voglio dire, dice la persona che ci scrive, la dirigenza dei sindacati ha influito sulla considerazione del lavoro a misura maschile? Forse vale la pena rispondere direttamente a questa, data la sua complessità, e se la risposta dovesse essere sì o no, sarebbe ovviamente sì, non c'è da girarci intorno. Però piuttosto che in termini di limiti delle singole personalità, dei singoli dirigenti, sarebbe interessante porlo in termini di struttura economica e struttura sociale, mi sembra, che significa complicarsi molto il mestiere, però mi sembra interessante provare a farlo. Certamente vi è ecco, credo di essere stato abbastanza esplicito sul fatto che si può parlare di una visione maschile del lavoro, ma la divisione dei ruoli, la visione sociale della divisione dei ruoli che abbiamo nell'Italia del dopoguerra è comunque diversa, perlomeno più dinamica, più mobile, più contestata di quella che invece era sotto il regime fascista, che aveva una rigidità, una sanzione statale pesantissima, eccetera. Non è per incensare la seconda, ma è per marcare che una delle cose che caratterizza il regime fascista rispetto all'Italia repubblicana è questo completo irrigidimento della definizione dei ruoli e una emarginazione della concezione della lavoratrice, che invece nel secondo dopoguerra ha degli elementi di dinamismo che non possono essere ignorati, che non significano dare un giudizio positivo, ma proprio per rilevare i limiti, che sono a maggior ragione limiti, perché vediamo che queste spinte rivendicative ci sono, ma non riescono ad esprimersi fino in fondo. E ci sono anche a livello di dirigenza, cioè è un'età di
in cui accanto ai Di Vittorio e i Pastore abbiamo sindacaliste, dirigenti sindacali. Alcune di esse arrivano anche ad avere incarichi importanti sia centrali che nelle singole federazioni. Però molto spesso ce l'hanno, almeno in prima istanza, in federazioni di occupazioni tradizionalmente femminili, penso a quello delle commesse, quindi si pensa che debbano stare, che sia più naturale metterle così, e si segue questo modello, e comunque nessuna delle sindacaliste riesce mai a raggiungere i ruoli apicali. Su questo non vi è alcun dubbio. E quindi io direi, io la metterei in questi termini. Vi è un maggiore dinamismo diffuso anche all'interno del sindacato, ma questo fatica molto a spezzare, ad andare oltre certi limiti strutturali. Una delle prime problematiche è, come è stato detto giustissimamente nella domanda, nella comprensione della natura e della stessa importanza del lavoro a domicilio. Non solo del lavoro femminile in generale, ma del lavoro delle donne a domicilio in particolare. Questo è qualcosa che a quelle lenti sfugge. Non ne sfugge tanto l'esistenza, ma la sua importanza strutturale. Questo direi di sì, e mi sento di confermarlo. Questo si pone in modo diverso tra l'industria e il mondo delle campagne, dove la struttura sociale, la struttura occupazionale è comunque piuttosto diversa. Però la visione maschile è certamente non è solo un limite all'organizzazione, ma è un ostacolo alla comprensione. Grazie. Mi verrebbe da farle subito un paio di domande, ma non lo farò, delle mie. Faccio invece le ultime due. Comunque abbiamo la figura qui nel Veneto di Tina Anselmi, che in qualche modo rappresenta, insomma, una figura particolare anche perché nasce come sindacalista anche, quindi insomma... Nasce come sindacalista e rappresenta anche quel percorso che va agli apici del governo, nel suo caso, cioè non cruciali ruoli di governo, e rappresenta anche questo percorso di portare, attraverso il partito politico anche, ovviamente, ma portare istanze formate nel mondo sindacale e mediazioni con il mondo sindacale, portarle all'interno delle riforme degli anni 70, senz'altro. Dunque, le ultime due domande ci portano verso il presente. La prima, la rivendicazione della Costituzione nelle fabbriche implica il riconoscimento del lavoratore come cittadino anche sul luogo di lavoro. E oggi qual è la situazione? Può indicare il suo punto di vista? Questo. E poi le farei anche la successiva. Repressione, contestazione, conflittualità, riforma, eccetera, sono parole connesse alla dialettica di un paese democratico. Oggi pare che manchi totalmente questo dialogo tra potere e lavoratori, per mancanza di consapevolezza o di fiducia da parte dei lavoratori? Dunque, qui sono domande di un certo peso, a cui mi sembra che sia pertinente solo se provo a dare un tentativo di risposta storica, più che di opinione personale. E mi sono entrambe due domande penetranti, insomma vi ringrazio di tutte queste questioni, e mi verrebbe da dire questo. Lo Statuto dei lavoratori per l'appunto è ancora vivo, e alcuni dei suoi articoli sono rimasti intatti, è stato riformato in molto altro. Mi è capitato di scrivere un articolo sulla rivista del Mulino per il cinquantenario dello Statuto 2 anni fa, tentando di darne un'interpretazione in cui sostanzialmente provavo a dire questo, cioè che se si va a vedere cosa è stato cambiato lo Statuto dei lavoratori, nello specifico alcune riforme, si può proprio andare a vedere come è stato indebolito qualche volta nei suoi lati più forti. Ovvero, per esempio, ritorno sull'esempio dell'uso dei meccanismi elettronici e audiovisivi di controllo sullo svolgimento del lavoro e i tempi di lavoro. Scritto nel 70, in un'epoca in cui esistevano poche videocamere nelle fabbriche,
è qualcosa che dispiegherebbe una potenza molto maggiore davanti ai dispositivi di controllo che invece ci sono adesso, che assumono le forme tecnologiche le più varie, ok? E invece proprio quello è stato modificato, invertendo la formulazione da divieto a eccezione, cioè i dispositivi sono vietati tranne in casi strettamente necessari, mettendoli invece in i dispositivi sono consentiti tranne ove sarebbe meglio evitarli, ok? Questo è l'indice di come quella trasformazione tecnologica avrebbe reso ancora più incisivo quell'articolo, ma invece i rapporti di forza nella società fanno sì che si debba, che la volontà di usare quel tipo di dispositivi di controllo sia ben maggiore dei limiti che possono essere posti dalla legge, e quindi la legge viene cambiata. In questo senso può essere un indizio interessante di come i rapporti sociali sono cambiati, e di come anche il dibattito politico è cambiato. Dopodiché, ovviamente, non voglio in nessun modo fare feticismo della legge. Le leggi possono essere applicate anche se rimangono vive, se li si dà, non solo se rimangono valide perché la loro lettera può essere adeguata alle trasformazioni della società, ma anche se vi sono azioni e rapporti sociali che le tengono vive. Faccio un altro esempio tratto dallo Statuto dei lavoratori. Alcune delle sue norme più celebri riguardano la difesa dell'attività sindacale, e quindi dichiarano illegale, puniscono la violazione della libertà sindacale, puniscono la repressione dell'attività sindacale. Okay? Ciò che si intende per attività sindacale è molto cambiato negli anni successivi. Okay? Quindi la gamma delle cose fatte dai sindacati è cambiata sia a livello di paese, sia nelle singole aziende, anche per i contratti che si fanno, per i negoziati che si fanno a livello di singole aziende, e di conseguenza si amplia anche la gamma di cose che devono essere difese, che lo Statuto garantisce, e che se viene impedito una certa cosa che non era magari nella testa di nessuno nel 1970, ma se viene impedita oggi può essere dichiarata come repressione dell'attività sindacale. Però perché sia così serve che quelle pratiche siano vive in qualche modo. Non è un aspetto solo formale, ma un aspetto anche pratico, che in questi casi va nella pratica di tutti i giorni. Questo ci porta anche alla seconda di queste domande gigantesche, di cui vi sono paradossalmente grato, ma non so se le risposte saranno all'altezza delle domande, anzi sono abbastanza sicuro di no. E direi questo: il percorso che ho cercato di fare, non era solo una captatio benevolenze, quella di dire che le domande che si rivolgono alla storia del sindacato, alla storia del lavoro, cambiano a seconda del proprio punto di vista storico, non quello personale, chi se ne frega, ma quello storico in cui si è situati. Credo che questo valga, credo di aver in parte orientato la nostra conversazione anche sulla base di questo, cioè evidenziando quello iato tra il mondo del lavoro organizzato, al suo interno sempre contestato, sempre una lotta per gli iscritti, una lotta contro la repressione, che di per sé va dato per scontato. Non era scritto da nessuna parte nel destino che la CGIL riconquistasse la maggioranza alle commissioni interne Fiat negli anni 60, non è un destino in nessun modo, ma fa sempre parte di cose insomma, sono tutte storie da fare. Ma ecco, ho rilevato lo iato tra un mondo che sono i primi interlocutori del mondo sindacale rispetto a un mondo del lavoro che rimane in parte al di fuori di questi interrogativi e di queste se non dei tentativi, perlomeno delle realizzazioni dell'organizzazione sindacale. Okay? A me sembra che negli anni successivi alla crisi di cui abbiamo già parlato, questo iato non si sia affatto ridotto, si sia anzi ampliato,
ma proprio con questo paradosso, cioè da una parte le strutture sindacali hanno teso a dare la priorità a difendere palmo a palmo quel terreno conquistato presso i lavoratori delle categorie più tradizionali, per altri si sono posti sempre meno il problema di ciò che rimane fuori da quell'organizzazione. Okay? Non tanto in termini di singole categorie, perché a quel punto ci può essere quasi una spartizione tra diversi sindacati e diverse categorie, quanto in forme di lavoro. Ecco, inventare il sindacato nella Repubblica ha significato anche inventarsi modi più o meno riusciti, alcuni falliti, di rappresentare forme di lavoro diverse. Okay? E questo interrogativo mi sembra che sia ai margini del dibattito sindacale, almeno per come viene fuori adesso. Gli storici lavorano sugli archivi, sui documenti, sulle memorie personali, diari, eccetera. Questa è l'osservazione che questo che sto dicendo, non è un'osservazione sui dibattiti interni, è un'osservazione sul dibattito pubblico a riguardo. Ma questo interrogativo sull'inventarsi nuove forme sindacali mi sembra che sia paradossalmente meno forte oggi davanti alle trasformazioni del presente, che sono piuttosto tumultuose, che non davanti alle evoluzioni del passato che abbiamo passato in rassegna finora. Grazie. Al momento mi pare non siano giunte altre domande. Non so se le collegate su Meet abbiano qualche questione da porre loro, altrimenti le chiederei io di tornare un attimo sulla questione del lavoro a domicilio, perché poi è una questione che è tornata abbastanza alla ribalta in questi ultimi anni, nel periodo della pandemia, quando si parlava dello smart working, del lavorare a casa, e ricordavo certe affermazioni, insomma, un po' inquietanti, quanto fosse bello lo smart working perché così metteva le donne nelle condizioni di lavorare e nello stesso tempo di pensare ai bambini. E la foto che adesso è di nuovo davanti ai nostri occhi è proprio la stessa cosa. C'è una continuità in questo e il desiderio, la spinta verso portare le persone a un lavoro strutturato non dipende anche da questo, cioè dalla necessità e dal desiderio di dare un valore sociale al lavoro e di creare degli scompartimenti che permettano, insomma, alle persone, ai lavoratori, di non essere totalmente assorbiti, insomma, divorati dal lavoro. Mi sembra un interrogativo importante e sono state fatte ovviamente ricerche, troppo poche ancora mi sembra, sull'impatto del smart working sulla vita quotidiana, e queste ricerche hanno evidenziato quello che poteva del resto essere intuibile, cioè come questo impatto è stato molto differenziato, estremamente differenziato tra uomini e donne. Per quanto riguarda l'Italia almeno, ma penso che si possa fare un discorso generale. E quindi penso che vi siano aspetti di continuità, ma ovviamente questi non devono fare, solo per essere espliciti fino in fondo, non devono far dimenticare invece quelle che sono le differenze, cioè lo smart working non è un lavoro produttivo, nel senso non produce in senso diretto, non produce oggetti o materiali che poi vengono trasportati e fanno parte di altri processi produttivi, quindi le forme di controllo e di verifica del lavoro sono assolutamente ovviamente diverse. Vi è qualcosa in comune nel modo in cui lo spazio e i tempi di lavoro collassa su quello domestico e privato, però poi la forma di controllo si esercita in modo diverso. Ecco, volevo solo esplicitare questo. E sì, sicuramente cioè cercare forme di lavoro più strutturato è stato un tentativo di limare questo, quello di cercare di erodere questa presenza. Quello che sto dicendo è che in parte queste cose sono state fatte, e questo appartiene anche all'autocritica di alcuni sindacalisti. Cioè il primo da cui l'ho sentito dire è stato Vittorio Foa, che nominavo già, lui lo diceva in modo molto esplicito,
ma vale anche per altri, molti di loro nel lottare per i diritti di forme di lavoro strutturato, per cercare di ampliare quella sfera, sottraendo lavoratori e lavoratrici a domicilio, insomma, per assorbirli in una sfera di garanzia di diritti, hanno però pensato che quello in qualche modo fosse l'itinerario della modernizzazione, quale che fosse, anche la modernizzazione dello sviluppo anche capitalistico, nei termini dei sindacalisti comunisti, per esempio, no? In questo però non si sono accorti, o meno hanno teso a pensare che forme di lavoro come quella a domicilio avessero un'ampia diffusione, ma fossero superabili. Ecco, superabili in senso che lo sviluppo storico le avrebbe superate. Invece vi è un aspetto di queste, perché non basta un aspetto di quest'area di non diritto o di diritto scarso e di controllo arbitrario, vi è uno iato che lo sviluppo automatico verso la forma di lavoro strutturato non basta. E questo retrospettivamente lo sappiamo, lo possiamo dire noi adesso, perché vediamo che questa area qui si espande a dismisura e prende le forme più varie, non una forma sola, si espande a dismisura con la crisi del lavoro strutturato. La vediamo prendere uno spazio molto, molto, molto maggiore. Il passaggio allo smart working apre una serie di altre questioni in cui in parte possiamo riprendere i temi appunto del collasso tra spazio pubblico e spazio privato, spazio di lavoro e spazio privato, di cui parlavo prima. Non so se è quello che intendeva. Sì, grazie professore. Ormai siamo arrivati alle 18. Potrei aggiungere una cosa? Ci possiamo anche fermare qua. Posso aggiungere una cosa, Enrico? E ringraziamo naturalmente il professor Bruno Settis che ci ha dato un sacco di stimoli, insomma, ci ha passato un sacco di informazioni, ma ci ha anche permesso di chiederci, ci impone di chiederci nuove cose. Non credo che la lasceremo stare, probabilmente la contatteremo ancora per continuare il discorso. Vi ringrazio molto, davvero. Ne approfitto, non so se lo posso fare io, o Chiara o dottor Gaudio, insomma, per ricordarvi che il prossimo appuntamento sarà il 14 febbraio, sempre dalle 16 alle 18, con iscrizione entro sabato 11 febbraio. Sarà nostro ospite Giacomo Bonan, che ci parlerà dell'invenzione dell'ambiente nel secondo Novecento. Non mi resta che salutarvi e ringraziare tutti i partecipanti.